47.380.000 euro sul piatto, nessun ricorso. È APS Holding a dare notizie dell'avvio ufficiale dei lavori per il SIR 3, la linea che collegherà la stazione a Volta Barozzo. Firmato il contratto con il raggruppamento di ditte con capogruppo il Consorzio Stabile Europeo. Da adesso partono i 19 mesi di tempo necessari per la realizzazione della seconda linea, che dovrebbe iniziare a viaggiare entro l'estate 2024. Soddisfatta APS Holding di opposto tenore il commento del comitato No Rotaia. È un cantare a vittoria a metà dal mio punto di vista. Capisco la seconda classificata, l'unica seconda classificata perché non ce ne sono altri, effettivamente partecipare a un bando con un ribasso ulteriore a 47 milioni e rotti per fare una linea senza tenere conto degli eventuali aumenti che sono purtroppo in atto dopo la guerra a est. Di conseguenza la seconda ha fatto bene non fare ricorso, lo dico sinceramente perché non ne vale assolutamente la pena, però c'è sempre il famoso però, intanto il fatto che noi abbiamo intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato. Bocciato il ricorso al TAR Veneto presentato dal comitato, si attende la risposta del TAR del Lazio che si pronuncerà il prossimo 28 giugno. Intanto il tram attuale si è fermato anche ieri sera in Corso Umberto. È successo ieri sera alle 7, 7 e un quarto, ma è una cosa quotidiana, difatti ormai non fa più notizia né scalpore perché purtroppo questo mezzo ha dei grossi problemi. Noi siamo sempre stati verso una mobilità moderna e efficiente, vorremmo avere una mobilità, un servizio pubblico che sia degno di questo nome. Questo tram non è la soluzione.